Risparmio energetico e abitazioni ecosostenibili, un tema tra i più discussi negli ultimi anni da tutte le categorie di rappresentanza, dalle amministrazioni alle aziende produttrici e ai cittadini stessi. E anche a Fossalta di Piave se ne è parlato di recente in un convegno organizzato dal Comune, al quale hanno partecipato alcuni big dello sviluppo ecosostenibile, come Norbert Lanchner, redattore di Casa Clima e attuale presidente della Fondazione Climabita, l'assessore provinciale all'ambiente Paolo Dalla Vecchia, il presidente della Confartigianato San Donatesi il Debrando Lava e l'architetto Paola Montagner, presidente dell'associazione Clima Network di Venezia. Emerge di questi tempi la necessità di unire sempre di più le energie per una casa a basso consumo energetico, che non è solo un gioco di parole, ma rappresenta anche la possibilità di un risparmio economico futuro per le famiglie e una maggiore salvaguardia dell'ambiente con un impatto pari a zero. La green economy è stata spesso definita come una delle vie di uscita da questa grande crisi economica, una reale possibilità di sviluppo del paese e anche una sorta di cambiamento nei modi di salvaguardare l'ambiente. Cambiano le esigenze dell'ambiente che si sta ribellando a causa della poca cura nei suoi confronti e cambiano anche gli approcci a quest'ultimo. Buttarsi nella costruzione di un'abitazione ecosostenibile diventa un investimento importante per le famiglie, ma rappresenta un settore in crescita. Sono infatti in aumento le persone che scelgono le case a consumo energetico zero. La bioedilizia, insomma, sta piano piano prendendo piede e trasformandosi in vera e propria necessità.